è indispensabile un provvedimento d'urgenza e anche un provvedimento a medio-lungo termine. Come provvedimento d'urgenza diciamo che deve essere emanato un'integrazione del reddito delle aziende pastorali di 10.000 euro d'azienda. Questo è il minimo che si deve fare in questo momento all'interno delle regole de minimis dell'Unione Europea. Bisogna allo stesso tempo ritirare del pecorino romano dal mercato, diciamo almeno 30.000 quintali, concorrere di nuovo all'ammasso privato dei formaggi e quindi dare un concorso sui prestiti di esercizio alle aziende in modo che non siano più vincolate all'ottenimento della caparra dagli industriali che poi gli fissano i prezzi che vogliono. L'ultima cosa molto importante è che la Regione faccia la cabina di regia per identificare nuove prospettive di mercato e indirizzare le produzioni dei formaggi a mercati più remunerativi di quelli attuali. E gli allevatori sono i nostri associati, quindi anche nel movimento pastori e nelle altre iniziative ci sono i nostri associati, le nostre organizzazioni devono essere in prima fila, non aspettare che gli altri si muovano e basta. E quindi ci siamo comunque in questi mesi, in queste settimane. Oggi per esempio c'è anche un'assemblea a San Luni della nostra organizzazione con gli allevatori, con i pastori per incrementare ulteriormente la mobilitazione.